piazza in batteria allo steccato Victory Tilly, che va immediatamente al comando, ma sembra avviarsi in modo molto soddisfacente anche Varenne, che guadagna la seconda posizione, mentre filtra all'interno Zidane OM con Lorenzo Baldi al comando. Dunque lo svedese Victory Tilly nei confronti del capitano Giampaolo Minnucci in seconda posizione, opta subito per corsie esterne. In terza posizione vediamo Zidane OM, si avvicina anche Fanny Doll, la cavalla francese è sulle orme di Varenne, e dunque i tre cavalli più attesi nelle primissime posizioni. Il boato del pubblico di Napoli che incoraggia il campione indigeno. Manca poco più di un giro alla conclusione di questa lotteria. Victory Tilly sotto l'insidia di Varenne, poi Zidane OM in corda con all'esterno vediamo Fanny Doll, quindi ancora Royal Gull e Jos Verbeek, poco più di mezzo miglio alla conclusione, il duello più atteso, quello che il pubblico di Napoli voleva vedere. Victory Tilly all'interno, all'esterno il nostro Varenne, coraggioso come di solito. In terza posizione Fanny Doll, i cavalli più attesi nelle prime posizioni. Davvero un tifo da stadio qui per il figlio di Waikiki Beach, che incrementa la sua pressione nei confronti di Victory Tilly, e vedete che Varenne cerca di tenere in soggezione l'avversario, sospinto veramente da un pubblico eccezionale. Deve comandare il suo allievo Giampaolo Minnucci, ora si fa veramente sul serio, sembra poter prevalere Varenne, però si fa sotto anche Fanny Doll, addirittura d'arrivo, è vicino anche Royal Gull. Varenne, il traguardo è vicino, deve ancora soffrire, ma è un autentico fenomeno. Ancora Varenne al tris nel lotteria, vince nei confronti di Legendary Lover, e la leggenda è per Varenne Giampaolo Minnucci. La Juventus del trotto oggi si chiama Varenne. La linea a Fabrizio Maffei.